Ecco qua. Ah, eccoci. Allora, buonasera, sono il nostro caro pubblico di TV Campane. Subito voglio dare una buonasera a tutta la regia, da Andrea Pino Fontana, quando loro ci lavorano, un'emittente bella e professionale come questa. Allora, la puntata che è stato dato stasera con i miei ospiti. Allora, buonasera maestro Gianni Nani che è sempre con me. Buonasera, buonasera a tutti quanti. Buonasera Mario, grazie per avermi dato sempre la tua mano, ecco, mi porti con te. Allora, con me stasera ritorna la bella e la brava Ida Rendano. Buonasera. Ciao Mario, un bacio a Gianni. E in privato stavamo dicendo papà come sta, perché vabbè, una vecchia amicizia di vecchia data. Tu sai che il papà di Gianni faceva i programmi in una radio? Faceva radio? Sì, lo so. Vabbè, un bacio forte a papà, pure a mamma ovviamente, alla tua famiglia. Un abbraccio lì a Lidia, che stasera non vede niente cornetti? No, stasera non abbiamo fatto i cornetti, perché la verità siamo impegnati, perché domani faremo la diretta con il nostro pubblico di Facebook alle ore 13, perché faremo un riso con zucca alla miss. Vabbè, posso immaginare. E poi siamo in attesa che sta per arrivare un altro ospite. Eccolo. Wow. Grazie Carmelo Zappulla. Ciao Carmelo. Ma mi vedete? Mi vedete? Sì. E sei anche bello, ma che è? Ti vedo ringiovanito. Wow. È a quarantena. La quarantena. Ciao Ida, come stai? Bene, maestro, come stai tu? Ciao. Un bacio. Tutto a posto. Sono pure io quarantennato. Beh. Quarantennato. Siamo tutti quarantennati. Ciao. Allora, Carmelo, io con Ida ho avuto opportunità in settimana di fare una diretta con te. Forse la facciamo anche con te. Ma tu come la stai trascorrendo questa quarantena? Ma cosa fai nella giornata? Capisco niente. Scusa Mario, forse c'è un... Cosa hai detto Mario? Non ho capito bene. Non si sente solamente un... televisione. Mario, non capisco nulla quello che hai detto. Abbassa il volume. Allora c'è quella televisione, è quella televisione tua che è forte, Mario. Quella rientra. Adesso mi senti? Qua ho il mio tecnico qua, Mario. Tecnico? Sì, Mario, ti sento meglio così. Allora, Carmelo, dicevo, in settimana... Maestro Gianni Nani. Buonasera, maestro. Buonasera, maestro. Come stai la quarantena, Carmelo? Cosa fai tutta la giornata? Mario, allora le prime settimane non ci potevo pensare, come tutti quanti. Non ci potevo pensare. Ero un pochettino arrabbiato perché abbiamo dovuto rinviare tutti i concerti a Milano, a Catania, in Germania, in Belgio e compagnia bella. Quindi le prime 2 settimane non c'era né quarantena né manco ventena, non potevo parlare con nessuno. Poi man mano ci siamo resi conto tutti quanti che dovevamo stare a casa, come è giusto che sia, e niente, ho cominciato a fare innanzitutto ginnastica, perché stavo cominciando ad incassarmi nuovamente. Ginnastica, mo un pochettino al sole, e poi qualche volta vado giù in sala, facciamo delle cose con Iano che sta qui, Iano pure con me, mio fratello Iano, facciamo dei provini, delle cose così, e passiamo il tempo. Tutto qua. Ida, come sei bella? Ida, come sei bella? Grazie maestro. Tu sei bella. Un bacio a Iano. Grazie. Allora, voglio sapere, perché tante persone in questo periodo di quarantena hanno imparato a fare molte cose in cucina. Chi ha fatto le pizze, chi fa il pane. Ida e Carmelo, voi cosa fate in cucina? Mangiate solo? No, io sono gomasso in cucina, Mario. Allora, so, perché tu... se tu ti posso dire qualche specialità mia, Mario? Come, vai? Ti posso dire qualche specialità mia, però non da rubare, Mario, mi fa cortesia, frate. No, dacci la ricetta, scusa, ma rubammi è normale. Ok, perfetto. Allora, sono bravissimo
a fare l'uovo occhio di bue, l'uovo fritto. Perché ti fa ridere, scusa? Poi so fare l'insalata di pomodoro. No. Beh, poi, le cotolette, a girata, una mutata, una girata e mangiata. Ma quando mai? Io non so, ci fa manco l'uovo fritto. Lo devo dire, non so fare l'uovo fritto. Però attenzione, di diverso c'è che sono una buona forchetta. Già è una cosa. No, messo Nani. O no? No, ma ce vo. Almeno uno, voglio dire, si è già stato ma ci devo mangiare, però voglio dire, è già sta chiusa, almeno ci devo mangiare. Ok, ma tu che fai? Che ogni tanto ti vedo nei fornelli sul cellulare, che fai? Mario cucina sempre, Mario. Visto che non posso abbracciare gli artisti, non posso intervistarli tranne che non è attraverso i social, mi sono inventato tutti i pomeriggi che la gente che mi segue dice: Mario, facciamo qualcosa, e noi facciamo le tue stesse cose. Allora un giorno faccio il Danubio, un giorno faccio Uperiti Vasca, ho fatto un tortro, Casatiel, domenica devo fare una bella linguina con l'astice. E le persone, devi sapere, caro Carmelo e cara Ida, che poi durante la giornata in privato mi arrivano tutte le foto delle persone che hanno fatto gli stessi piatti che ho fatto io, perché loro mi seguono alla lettera. Una sorta di Masterchef. Domenica, Mario. Allora, l'astice quando lo mangi? Domenica? Domenica alle 13:30 faccio l'astice con le linguine. In diretta? In diretta li fai. E te li mangi a che ora, Mario? Il calcolo, il tempo che la preparo il tutto, mangio verso le 14:30 più o meno. No, perché mi devo basare per l'autocertificazione, che la faccio e scelgo, capito? Ti faccio l'autocertificazione, la legge dice per cose di salute, ok? Salute, o per andare in farmacia, o per cose di salute. Questa è una cosa di salute. Dici, ma lei che fa? Si mangia allora? Io non capito. Ci facciamo la coppa, Mario, È vero che ci dobbiamo scherzare sopra, perché la cosa più importante, io voglio sia tu che Ida, visto che siamo prossimi il 4 maggio, come si suol dire, usciamo di nuovo a libertà per questa chiusura forzata che ci è stata fatta per 2 mesi, volete fare voi un appello a dire alle persone che comunque si deve continuare a stare con le mascherine, con i guanti, con la distanza e quant'altro? Mario, l'altro ieri e te abbiamo parlato al telefono, ricordi? Un bel po'. Ok, allora non è una vincita che è stata fatta o è finito tutto, ragazzi. No. Il 4 è per iniziare, è importante questa cosa, non ci scherziamo, noi pazziamo, però non ci pazziamo perché c'è poco da scherzare, lo sappiamo tutti. In ogni caso il 4 sì, va bene, perché si devono muovere un pochettino le industrie, si devono muovere delle cose, l'economia, eccetera. Però ragazzi, non dimenticate tutti che il virus ancora c'è, è vivo e colpisce ovunque. Quindi non ci pazziamo, perché a venire da morire di situazione non ci vuole niente. Non è che uno dice, sì, è 4 hanno detto commentatore là o comune, lo Stato ha detto che possiamo uscire. Non è così, non ci scherzate ragazzi, non ci scherziamo. Questo voglio dire, almeno io lo faccio, perché dovete stare sempre sul chi va là, tutti quanti. Sono d'accordo, bisogna scendere, però ecco, avere sempre lo stesso pensiero, che comunque non siamo liberi da questa situazione. Scendiamo perché ovviamente sono 40 giorni e passa che siamo tutti chiusi in casa e abbiamo bisogno comunque di scendere, di ritornare a una sorta di normalità. Però come dice Carmelo, il virus ci sta, non ci facciamo prendere dall'euforia che scendiamo e ci dimentichiamo, non ci mettiamo più la mascherina, non ci disinfettiamo più le mani, non stiamo più attenti oppure siamo troppo vicini. Manteniamo sempre le distanze, tutto quello che ci hanno detto dobbiamo continuare a farlo. Se ci riusciamo, anche pur scendendo, ne usciremo sicuramente. Tanto lo sappiamo, se il vaccino non arriva, siamo sempre in questa situazione. Purtroppo questa è la pura verità. Quindi mi raccomando al popolo napoletano, a tutto il sud che si sta comportando in maniera veramente meravigliosa, continuiamo a comportarci così pur scendendo di casa. Scendiamo veramente quando ce n'è bisogno. Brava Ida, brava. Così è. Allora, voi sapete, cari artisti, perché voglio dire,
come funzionano le procedure televisive, anche se siamo attraverso Skype, ognuno dal proprio salotto, però anche in questa occasione innanzitutto io voglio ringraziare i fratelli Marigliano, come ho fatto anche all'inizio, che ci danno questa opportunità, ecco, di farci sentire vicino, di farci stare vicino anche solo attraverso i social. Però anche in questo caso io ho la mia pubblicità, pochi secondi, perché grazie a Baby Boss, corso secondigliano 284, che stasera siamo qui. La regia si prepara, quando è pronto mi dirà di sì e io mando lo spot. Nel frattempo, subito il maestro Gianni Nani. Maestro Gianni Nani, ma se tu adesso ci sta a fare un regalo e ci sta cantando una bella canzone di Carmelo Zappulla, che chiederesti a tutti quanti? Fammi sentire. Ma diciamo quella lì che porta comunque, mi ha portato sempre buon umore questa canzone. La premette delle canzoni di Zappulla non devono essere oltraggiate, perché per cantare Zappulla c'è la voce Zappulla. Io ci provo. Santa Vicina. Lei mi guardava con quell'aria indifferente, già sapeva tutte me, che amavo solo la mia libertà, vagabondavo la felicità, ma lei più furba che va su, con la sua maturità, forse era l'aria, forse l'allegria, lei già era mia. Hai capito, Carmen? Fa pure un bu. E il maestro subito, pochi secondi. È importante, pochi secondi, pubblicità, ritorniamo subito. Prego, regia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eccoci qua, avete visto com'è breve la mia pubblicità? Proprio una cosa flash. E volevo dire, Mario, se mi permetti, posso? Vai. Carmelo, che è un pezzo della storia, un grande artista, un monumento anche lui della canzone napoletana, è stato il primo artista napoletano a cantare, a portare la lingua italiana nelle sue canzoni. Attenzione, diciamole queste cose. E Zappulla, vabbè, che tu dica fa, siamo cresciuti tutti con le sue canzoni. Io ne ho una memoria immensa. Vabbè, non viene qua, non trema, questa è, diciamo, una delle ultime che ho avuto il piacere di cantare in un suo disco, ed è bellissimo perché, ecco, ho collezionato i più grandi artisti e mi mancava Carmelo Zappulla. E sono stata convocata dal grande maestro, c'era Gianni Fiorellino che mi chiamò, insieme a lui ero a Giovanni. È vero, Carmelo? Verissimo, verissimo. Ed è stato bellissimo, perché veramente per me mancava questa collana di diamanti che ho avuto la fortuna di creare nel corso della mia carriera. Io sono veramente felice di stasera, di questo incontro, anche se virtuale, e mi auguro di vederci molto presto. Però lui lo sa, è la verità, siamo cresciuti con le canzoni di Carmelo, ce ne sono tantissime, non se ne contano, mo se cominciamo non farne più. Gianni, diciamo, ha scelto questa, però ce ne sono altre ancora, diciamo, più... voglio dire, sì, ho messa questa perché ho cantato questa qui perché è una, ma sempre mi mise buon umore. Poi sì, è vero. Sono un maestro Zappulla, voglio dire, ma pure che film, io voglio cinema, ma i film suoi, io voglio dire, villeggiature, cose, devo dire che voi, a parte che avete cantato un brano in coppia, ma voi avete fatto anche un bel duetto nel programma di Carmelo, che poi dovuto a questo coronavirus ci ha bloccati tutti, e io stasera voglio regalarvi, più che altro regalare a Ida Carmelo, perché non lo sa, non lo conosce, è una sorpresa per lei. Vabbè, una sorpresa perché non l'ha mai visto. No, non l'ha mai visto. Vabbè. Però l'abbiamo fatto insieme questa cosa con Ida. Scusatemi, volevo dire un'altra cosa. Carmelo Zappulla è stato un maestro per quanto riguarda gli artisti di oggi, che spengono le luci, mettono in luce e cose, sono pure i coffacce. Però diciamo che è una cosa che ha sempre fatto Carmelo Zappulla. Non ci siamo inventati niente. Spengono le luci, tacciono le voci. Bello. Allora stavo dicendo io ho avuto il piacere,
avuto il piacere allora, questo duetto che abbiamo fatto con Ida risale a un paio di anni fa. Praticamente nel marzo 2018. Ti ricordo questa data, Ida, perché poi in novembre 2018 io non mi sentii bene e è saltato questo progetto che avevamo fatto di un programma Ciao Gente. Avevamo fatto già 2 puntate con Ida, ricordi Ida? Sì. Io qualche volta te li mando, sono carine, sai? Sono carine, sono da prendere in considerazione, di farle, metterle in onda e fare altre puntate. Perché un pochettino... Visto che tu hai detto che Ida l'ha fatto ma non l'ha mai visto, glielo vogliamo fare questo record, glielo facciamo vedere, un pezzettino per volta? Tu Mario, il programma è tuo. Mario, quando dobbiamo stare adesso qua? Un'ora? Tramonta luna e noi per recitare l'ultima scena restammo mano in mano senza tenere o coraggio guardare. Fammi che indifferentemente tanto sacci che sono per te non so più niente e dammi stupire non aspettare mai indifferentemente se tu mangi mamma mia, che bello! Ma di che stiamo parlando, ragazzi? Allora ho visto una cosa, Mario. Dimmi. Io ho almeno 15-20 kg in più. Ma mo stai buono, stai bene adesso? E non sapevo, non capivo che mi sarei sentito male dopo. Quello è stato l'inizio di quella fase. Io pensavo, vabbè, sto mangiando, invece era una cosa che stava covando piano piano. Però non mi interessa, stiamo qua. Stai informissima, sei bellissimo. Bene, maestro, no? È bello questo. È bella Zappulla. Sei bellissimo, sei informissima. Allora Carmelo, non chiedere al maestro se lui sta in forma, perché devi sapere che il maestro inizia la mattina, invece di fare latte e biscotti, a cominciare o tortano rindollato. Sta mangiando di tutto e di più. Vero maestro? Allora, da premettere, se tu come stai provocando, ok? Ti voglio dire, ecco, però voglio dire, ci sto mettendo il mio, e poi mi ha fatto scoprire una passione, cioè proprio tu o ruota. Infatti mi ha giocato come se professionale, una canzone a quadrettini, cose, mia moglie mi guarda lontano st'otto, ma che fa? Zitta, ci fa una cutaletta. Però ci fa che è con me. Quindi, allora come Carmelo. Comunque Mario, vedi che stai facendo danno, perché c'è gente che sta facendo i riempiti perché ha da cucina da qua da te, gente che prima spesa ma lascia così. Ida, Mario, ci stanno vedendo tante persone, infatti, anche da Miami, dal Venezuela. Che bello, salutiamo tutti. E noi salutiamo a tutti quanti. Ciao a tutti. Questo amico mio di Miami si chiama Gaspare, lo salutiamo a lui, a Nino che è in Venezuela, al fratello Vincenzo in Venezuela, come si chiama? Un'altra parte del Messico, e ci sta Luciano,
un altro ragazzo che ci sta ascoltando, ci sta vedendo da lì, e li salutiamo. Saluto Qua- a tutti, qua un state- saluto a tutti. dalla Sicilia, da Ma voglio Palermo. dire, ragazzi, nel mio programma ho invitato un momentino Carmelo Zappulla e Ida Rendano, e se me la devo giocare me la gioco per bene. Scusate, dopo No. tanti anni di professione e di, tra virgolette, cattivo mestiere, non così mi spiego. Sì, ma per chi non lo sa, per chi non lo sa, questo signore diventerà il mio futuro figlioccio, è una vita. Mari. È vero. Lui è il mio compare di Cresima, Carmelo. Lo so Mario, lo so. Però non l'hanno fatta mai sta cresima, sono passati 20 anni. Vabbè, però guarda che porta di buon augurio, perché se ti ricordi, quando proprio tu hai avuto quel periodo, diciamo, un pochettino buio, io la cosa che chiamò Santino e gli dissi: Santi, fammi la cortesia, quando arrivi da Carmelo, gli dici: hai Mario il mio momento, perché li ha fa ancora un compare. Quindi porta bene. Vero, Mari. Vero. Allora, deliziaci con la tua bella voce. Che cosa ti posso cantare? Dimmi tu. La fa Carmelo alla richiesta, vai, un classico, quello che vuole Carmelo. Ida, quello che vuole lei. Quello che vuole, una canzone classica, Ida. Un classico? Classico. Allora... Bravo! Che la conta che sto cuore, quello di caccia rimane, non ti posso più guardare, come spiega che sti in mano, che sta faccia così bella, non la può accarezzare, che la conta che sto cuore, dico non vuole bene, che sto non ci posso ridere, che sicuro mi fa male, chi non mi sta a sentire. Brava. Grazie. Brava. È una delle mie preferite, guarda, mi hai letto nel pensiero, maestro. Ma se mi Ida, spaghi l'amo Ida. pure cantato che sta qua. Ida, Ah, ti ecco, ricordi che avevamo preparato il purpurì per il programma? Come no, E bellissimo. stavamo cantando, io mi avevo scordato quale veniva e tu me l'hai suggerito piano piano. Bravo, perché è una delle mie preferite, bravo. E io bellissimo. gli facevo cenno, guarda, gli facevo cenno, quale viene la roba? Stavamo È vero. registrando in televisione, quale È viene la roba? vero. Comunque è stata una bellissima cosa, una bellissima esperienza, bello. Mario, quando io ti dicevo, quando si ha a che fare con degli artisti di una certa cifra, ecco, per esempio, lavorare con Carmelo, cantarci, fare quel programma insieme, per me è stato bellissimo, perché comunque si crea un'energia, una magia particolare, perché questi grandi artisti hanno un alone attorno che è diverso dagli altri, è inevitabile dirlo, anche soltanto se si muovono e parlano. Per me è una grande lezione di vita di giovani artisti, e per me veramente è stata una bellissima esperienza. Ho tratto tanto anche da Carmelo Zappulla, veramente è grazie, bello. No, ma è la verità, è la verità. Allora tu devi sapere che ogni volta che io mi sono trovato in veste di organizzatore o di presentatore in una festa e c'era Carmelo Zappulla come artista, lui puntualmente spesse volte l'ha fatto sulle feste di famiglia, sulle feste di famiglia ci sta, ma quando sono in veste di organizzatore o di presentatore, Carmelo a un certo punto mi fa un tranello che non ti smentisce mai. Cioè appena sta per cantare un pezzo, Mario, a ballare. E con chi ballo e vi vuole salutare. Ecco la lista. Ciao Lidia. Buonasera a tutti. Ciao Lidia. Ciao. Come stai? Ciao Gianni. Carmelo, ma tu lo sai che a casa nostra tutte le mattine si mangia pane e zappullo? Sai sto fatto, diciamo? Ma Zappuliana, non Lo so da una vita, lo so da una vita. Hai tu Zappuliana proprio. Quando nasce un amore. No, a me piace tanto Grande Amore. Qual è? Grande Amore? Grande Amore, sì. Bellissima quella canzone. Vi lascio, buon proseguo. Ciao, Bacio ciao a tutti. Lidia. Ciao, buona serata. Ciao. Allora, adesso abbiamo visto quel momento dove tu hai fatto, dicevamo, di quella trasmissione, ma prima di rientrare con un altro filmato e vi ascoltiamo ancora cantare, Carmelo, io di solito ai miei artisti chiedo: ma da quanti anni tu sei nel settore? Da quanti anni sei artista soprattutto? Sì, mi fare scoprire la mia età allora, Mario. Ecco. Allora, No, io lo dico
quest'anno faccio 40 anni di carriera. Allora, io ho iniziato a cantare all'età di 9 anni. 9 anni. A 9 anni ho fatto il mio primo disco, lo fece a Milano, Guaglione senza mamma. E all'epoca era l'epoca quando uscì Guaglione senza mamma, eravamo due ragazzini che andavamo forti in Sicilia, ed ero io con Guaglione senza mamma e Mimmo Rocco, buonanima, Wow! Brussulella. Mamma mia. Mimmo Rocco, che grande, che grande. Quindi fino all'età di 20-23 anni così canticchiavo, poi abbiamo fatto il primo disco, il secondo disco con il maestro Edoardo Alfieri, eccetera. Quindi non li conto questi anni, da 9 anni a 23 anni, non li voglio contare, seppure ho lavorato, ho cantato, eccetera. Però da professionista dal 79, a ora sono 40 anni da professionista. Sai. E tu a 9 anni hai iniziato ad incidere il primo disco, io a 9 anni ero conduttore radiofonico dove il proprietario della radio era Pino Mauro. Pensa un pochettino. Qual è la tua idea? Radio Nuova Vomero. E anche io quest'anno faccio 40 anni di carriera. Buono. Dobbiamo festeggiare allora, ragazzi. Facciamo 80 anni e te, Mari. C'è da festeggiare. Ida, tu quanti anni? Ida pure è della io sono quasi 30. Ok, abbiamo sforato, abbiamo superato anche il 100. Io ho debuttato nel fine 89, inizio 90. Io mi ricordo quella canzone che facesti con Gigino, Ida. Ma sei buono vieni ma stregnuto un coppo cuore, pure quando conta una bugia, tu sei tutta vita mia, mi vai bene anche così, come sei bella tu stasera, con questo occhio verde rindo scura, non pari ma manca due creature, ma due vecchi innamorati che si vanno a favore. Brava, alla grande. Carmelo, io so che tu prima di tutto questo, vabbè, che poi ritornerà sicuramente, però il coronavirus, diciamo come tante persone, ha bloccato un progetto che stava per partire molto importante. Di cosa parli, scusami? Come cosa? Il tour che tu dovevi fare. Sì, ho detto prima. Quando è iniziato il suo coronavirus ero arrabbiato. Perché io non si faranno concerti. Allora, io per questo tour, per i miei 40 anni di carriera, ho realizzato assieme al maestro di Tullio come arrangiamenti, e ci abbiamo impiegato circa 3 mesi o quasi 4. Abbiamo fatto 25 canzoni delle mie, di quelle vecchie, con nuove versioni. Perché io volevo un attimino, è un regalo che mi sono fatto e volevo pubblicarlo già il 16 marzo, che stavo al Metropolitan di Catania. Quindi quella era l'uscita dell'album a Catania, il Metropolitan. Io non ho visto questo disco, è finito, è stampato, sta nei cartoni, chiuso, e non l'ho visto. Perché quando è venuto il coronavirus, i cartoni stavano, tutti questi colli stavano dallo stampaggio, quindi non l'ho neanche visto. Quindi questo è quello che dovevo preparare, in più i concerti che ripeto poi sono saltati. Ora ne approfitto per dire una cosa: il 16 c'era Catania, non si è potuto fare, è stato rinviato al 28 aprile. Ho detto vabbè, perché avevamo preso la cosa un pochettino più alla leggera, diciamo. 28 aprile sarebbe dopodomani, che non si può fare, ed è stato ancora rinviato. Tu consideri che è quasi pieno con tutte le prevendite del Metropolitan di Catania, come prevendite. Il 29 ottobre è stato rinviato ora, però io sinceramente non ci credo proprio, Mario, perché sta cosa dicono addirittura che aprono i teatri e i cinema, li apriranno a dicembre. Comunque, ragazzi, mettiamoci in testa che tutto quest'anno ce lo portiamo avanti così.
Sì. Ringraziamo sempre Dio perché siamo qua in 4 telecamere che parliamo e ci stiamo divertendo. È vero, è vero, è vero, è vero, Sì. è vero. Questo è fuori ogni dubbio, voglio dire. Quando vorrà nostro Signore, noi iniziamo, cantiamo, facciamo i concerti, ci divertiamo e facciamo cucina pure maestro Nani. Ecco. Diciamo che il maestro Nani è più abituato a mangiare, però anche a suonare. Ci vuoi dedicare ancora una bella canzone di Carmelo Zappulla, maestro Nani? Che stasera ci sto facendo ma se non vuole... scusa, ma se non se vogliono non può fare la mia, perché ce la fa? No. Facciamo fare. Io devo mangiare anche Ida. Perfetto. Finalmente i nostri bracci si d'amici, non soffre più l'amore, la gelosia. Fino a ieri è stato solo una pazzia, ma stasera non nessuna verità. Finalmente mi passate gioia mia, da sto cuore c'è stata malattia. Oh, per dire che sei tutta la vita mia, e basta per l'eternità. Ciao maestro. Bravo. Maestro. Mi devi chiamare Gianni, per favore. Guarda, essere chiamata maestra Carmelo Zappulla, chiedo scusa, ma non ce la faccio proprio. Se mi stimi, mi dice Gianni, mi chiama Gianni, perché veramente mi pare una cosa assurda che Zappulla dice a me maestro Gianni. Io sono proprio piccolo rispetto a voi. Non lo dirò più maestro Gianni, va bene? Giannino. No, ti chiamerò Gianni Maestro, puntato. Ora, ritorniamo invece al vostro contributo. Se la regia è pronta con l'RVM, ascoltiamo ancora un brano di Carmelo Zappulla e di Ida Rendano proprio nella trasmissione Ciao Gente. Prego regia. Wow. E pierne chiova una settimana e sto qua sei più triste ma mantene che freddo quando la sera che mi viene o stare a gelo o che manca tu sta freva che manchessa ma abbandona sta freva quella non se leva più. Che fredda sto cuore è solo tu che mi può dare calore per stare lontano e non ti fai vedere per stare lontano e non ti cura me. Non sono i fisarmoni che si sono e non ho saggio ma sono sembrato. Bravi. Sai perché abbiamo sorriso? Dillo tu, si ricordava l'introduzione. Ma noi già dove faccio non sono i fisarmoni che si sente. Adesso Però sai cosa ho notato, Ida? Sai cosa ho notato? Sì. Tu hai fatto anche teatro. Sì, faccio teatro. Io stavo in giro in Lo tournée fai di ancora, Carmelo. però vieni dal teatro tu. Sì. E io lo so. Sì. E a volte quando in teatro che si usa, no? Pure io ho fatto qualche spettacolo in teatro negli anni scorsi. Hai voglia che l'hai fatto? Si usa che quando non ti ricordi qualche cosa, come se sorridi e fai così. Bravo, E tu hai fatto così.
Se ti stai guardando di lampada, non fatti vedere. Deformazione professionale. Brava. Invece adesso, sia da Carmelo che da Ida, mi dovete raccontare, Carmelo mi deve raccontare qualche aneddoto, visto che lui ha girato il mondo, ha portato la canzone napoletana in giro per il mondo. Mi racconti un aneddoto particolare, perché forse tante persone conoscono Carmelo Zappulla come artista, ma siccome io Carmelo Zappulla lo conosco oltre 30 anni, guardate che come racconta i barzellette Carmelo Zappulla ne racconta nessuna. E allo stesso momento gli succedono degli aneddoti molto belli. Mi vuoi raccontare qualche aneddoto in qualche concerto, in qualche serata, quando sei stato a New York, quando sei stato in Messico, in Canada e quant'altro? Allora Mario, fammi preparare a sta cosa perché ne sono tanti. Se me l'avessi detto prima, me l'avessi scritto e già te l'avessi detto. Ne sono tante, le cose, no? Ma non c'è il bello della diretta, questo è il bello della diretta, ti viene più spontanea la cosa. E non mi viene, facevano dire prima Ida, nel frattempo io ci penso. Ida, raccontami qualche aneddoto particolare o bello o brutto che ti sia successo durante la carriera. No, ti posso raccontare un aneddoto quando ho debuttato in teatro. E praticamente era il mio primo spettacolo da protagonista al Teatro Bellini, io Raffaele Viviani, e c'era una compagnia già di attori professionisti, ero alle prime armi, quindi si ero un po' vista Carmelo, sai, è venuto che sta cantando, mo chissà che pretese ha, che pretensioni, e io non avevo nessuna pretesa assolutamente, anzi ero la prima che arrivava, l'ultima che se ne andava, ma non perché volevo far vedere chissà che, perché realmente mi impegnavo tanto, perché per me era molto importante fare questo spettacolo e uscirne bene soprattutto. E quando dovevamo debuttare alla prima mi diedero il camerino, diciamo il primo camerino, quello più importante dell'attrice protagonista, e l'altra protagonista femminile, Chiara De Vita, una grandissima artista che ho incontrato di recente a Salerno perché mi è venuta a trovare in teatro con questo spettacolo con Lucio Pierri, e lei la sbarcarono praticamente ai piani superiori, e io dissi vicino a chi di dovere, dissi: se io non divido il camerino con Chiara De Vita mi sposto e vado sopra. E devo dire la verità, quella cosa mi ha riscattata agli occhi dei miei compagni, perché si ha questa immagine di una cantante giovane di successo che è capricciosa, che può pretendere, oppure antipatica, cioè, ma mentre invece ho sempre avuto rispetto, e ho rispetto soprattutto delle persone che hanno più esperienza di me e che vengono prima di me, e quindi è un aneddoto che mi piace raccontare sempre. E per questo ti chiami Ida Rendano. Grazie. Invece Carmelo? Io rimanendo in ambito teatrale, mi ha fatto ricordare una cosa adesso, Ida. Allora, io ho iniziato col teatro, il primo spettacolo che ho fatto era Povero Amore, e girammo tutta l'Italia, tutti i teatri d'Italia, eccetera. Poi un altro spettacolo, eccetera. Mi arrivò una proposta per fare di Povero Amore il film. Allora, abbiamo preso in considerazione questa cosa, all'epoca c'era Pino Moris, ricordi da Mario? Sì, come no. Abbiamo parlato poi di questa situazione del film, abbiamo accettato di fare sto film. Io già venivo dal teatro, voi sapete, Ida mi insegna che la recitazione teatrale non è come la recitazione cinematografica, no. Okay? La recitazione teatrale, per chi non lo sa, è più movimento, ma che dici, ma che fai, ma che dici, eccetera. Invece il cinema è più espressione. Facciale, sì. Ok? Espressione. Quindi io venivo dalla recitazione teatrale, ma lasciamo perdere questa cosa. Appuntamento, contratto fatto, accordi, copione, tutte cose. La prima scena del film, la prima volta che io ho fatto il film, ho iniziato a fare il film, la prima scena. L'appuntamento, il set era in una villa a Roma, vicino l'Eur. Quindi la produzione manda questa notizia. La prima scena si trova così. Quindi questa villa, arrivo là, camion fuori, fari, farette, cose. Mi piaceva questa cosa. Cosa vedo là dentro, nella camera da letto, tante luci, il letto e l'attrice Rosa Fumetto al letto che aspettava me. Io dovevo fare una scena perché ci dovevamo abbracciare, dovevamo fare l'amore con questa Rosa Fumetto. Quindi praticamente mezzo a 30 persone che stanno là, io mi devo togliere i pantaloni, non ce l'ho fatta, mi sono messo sotto le coperte con tutti i pantaloni. Vestito! E si misero a ridere tutti quanti, ma che la faccio? C'ha ragione.
Allora, noi continuiamo ancora per tutte le persone che ci stanno seguendo quei 4-5 secondi di pubblicità del nostro Baby Boss Corso Secondigliano 284 e ritorniamo subito. Restate lì con noi perché sono, contate, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Scegliiti i capelli. Ecco qua, giusto? A posto. Carmelo, tu diciamo dal teatro al canto, al cinema, perché comunque tu hai varcato un pochettino tutte le soglie che fanno parte del nostro settore e quindi io mi prendo la prosopopea, la presunzione di dire sei un istrione dello spettacolo perché hai dimostrato di fare cinema e di fare successo, di fare teatro, concerti e di fare successo. Cioè, come si fa in tanti anni di carriera a mantenere tutto ciò e ad essere così amato dal pubblico? E questi i dolori veri, questa è la motivazione di tutti i dolori, l'età, nuca. Qual è la domanda? Qual è, Mario? Come si fa a mantenere tutto ciò per tanti anni e a restare sempre un artista di serie A? Allora, a me è piaciuto sempre osare in questo lavoro. Mi spiego. La canzone napoletana, c'era un periodo che veniva da un certo tipo di canzoni. Bene, ci fu un periodo che veniva da un certo tipo di canzoni che non erano molto accettati da tutto il pubblico, perché voi sapete, mi insegnate che la canzone napoletana canta l'amore, nasce dalla canzone d'amore e la canzone napoletana poi è conosciuta in tutto il mondo intero come la canzone italiana, è rappresentata dalla canzone napoletana, O Sole Mie e compagnia bella. Quindi quel periodo oscurò un attimino l'ascolto per quanto riguarda la canzone napoletana. Poi uscimmo io ed Angelo Gaetano e ricantammo l'amore, ok? Noi non è che abbiamo scoperto l'acqua calda con Gaetano, non abbiamo scoperto l'acqua calda, però abbiamo ripreso nuovamente quello che in effetti era la canzone napoletana e scoppiò nuovamente. Poi la canzoncina dei ragazzi, fatta in una certa maniera, eccetera. Per quanto riguarda il teatro, la stessa cosa, perché all'epoca io ho voluto fare nel teatro, ho voluto portare delle cose tipo le scene, ad esempio. Seppure io fossi un cantante che faceva cassetta, faceva tanti guadagni, a me è piaciuto sempre avvalermi di attori importanti sia del teatro che poi nel cinema dopo. Avevo Beniamino Maggio, ricordi Beniamino, Rosalia Maggio, vabbè. Gino Coreale, questi sono i grandi del teatro. Sì, mi è piaciuto sempre circondarmi di persone teatro, sì, come il maestro Edoardo Alfieri, per dire che all'epoca era uno dei più grandi. Maestro Edoardo Alfieri, che bella persona, che signori questi maestri, mamma mia. Stai nominando tutte persone che veramente hanno fatto la strada. Ma a me è sempre piaciuto avvalermi di persone serie, di professionisti e poi bravi. Questo, e poi anche nel cinema, eccetera, eccetera. E poi erano altri periodi comunque, Mario. Erano altri periodi quando si vendevano circa 2 milioni di copie. Io ho avuto Povero Amore che ha venduto 1.700.000 copie. Pronto Lucia 1.800.000 copie, però venivamo dai film pure. Sì. Dai film, capito? E quindi poi è nato il successo anche oltreoceano. Oltreoceano, quando andavamo lì a fare gli spettacoli, riempivamo proprio platee di migliaia e migliaia di persone. Io ho fatto quasi tutti gli stati americani a cantare. Quindi sento una musica. Scusa, sì. No, è il cellulare di mio figlio Luca, lo sto prendendo. Ciao Luca. Ciao Luca. Ciao Luca. Esatto. Ciao. Stavo dicendo, quella era l'epoca delle videocassette, come si chiamava la videocassetta per i film? La VHS. Quindi i film arrivavano in America e noi che avevamo fatto dei film assieme con Gaetano, con D'Angelo, con Merola, cosa facevamo? Prima, ad esempio, in teatro facevano vedere il film, poi si alzava lo schermo e c'eravamo noi dietro con i concerti.
Mamma mia. E stavamo le settimane intere. Andavamo per fare 1 o 2 concerti e stavamo 2 settimane. Altri tempi, altri momenti. Questo anche per tutta l'Europa e compagnia bella. Però diciamo che comunque per gli artisti maschi la porta è più aperta, più sfondata. Per le donne invece, Ida, si è sempre detto che un pochettino c'è un po' più di difficoltà. Perché questa cosa? Ma devo dire che c'era forse prima, ma oggi no, per non le è femmine più dici? così. Non lo Oggi so. non è più così, probabilmente perché comunque la donna si è messa in campo, ha dimostrato comunque di essere alla pari di un artista maschile, di poter fare le stesse performance. Non credo che oggi non è più così, oggi è proprio al contrario invece. Oggi sì, la donna sta prendendo un po' il sopravvento. Oggi è al contrario. L'artista femminile sta prendendo un po' il sopravvento. Facciamo gli esempi delle grandi star internazionali che comunque riempiono gli stadi, fanno dei grandissimi concerti, quindi voglio dire probabilmente in passato, ma oggi no, oggi noto una netta differenza di qualche anno fa, assolutamente sì. Ma poi ragazzi, se uno sa fare, è bravo, è professionista, fa le cose per come si deve, c'è poco di maschio o femmina. O maschio o femmina, è vero. Piace Sì. e basta. La gente avverte, la gente fa la differenza. È vero. Allora Ida, Scusa. se iniziaci ancora con la tua bella voce, cantaci una tua canzone per tutti gli ammiratori e le tue ammiratrici che ti stanno seguendo. Un tuo successo. Come stai, con chi stai, tu che fai? Ci sta nata vicino a te, pure mo sto con lui, ma con lui resta il vuoto vicino a me. Colpa mia, colpa tua, cosa importa? Se niente ci fa tornare e guardandoci dall'occhio che mi cerca ancora. Come chi si sta morendo di sete e sta vicino mare, ti amerò, mi amerai fino a quando sta vita non se ne va, se ti vai sto ma non vuoi. Brava. Ida, tu cantavi una canzone nel programma Ciao Gente, qual era? Sì, e l'hai fatta in tutte e 2 le puntate. E chi si ricorda, Carmelo? Io ce l'ho registrata in quella puntata, poi te la faccio vedere, te la mando. Molto era bella. una melodia? Sì. Ma mica era pure stasera non è incarnato manca no pensiero. No, non era un questa. cuore avvelenato non si scorda. Come pensate correre a me? È questo. Non ti scorda che me è rimasto solo per vivere un amore insieme a nata. E mi sogno dottore e tu malata. Come è successo sempre tra me e te, ma non ti preoccupare che non si muore, pure se pare che si fermo cuore, tu stai dicendo chi ci è passata e l'ha provata sempre grazie a te. Brava, Bella. è questo. Grazie. Ida, nel frattempo, Carmelo, vuoi fare qualche richiesta a Gianni il maestro? Perché non vuole essere chiamato il maestro Gianni. Io veramente lo stavo pensando. A lui, a però Gianni il maestro. Vi faccio ascoltare quello che vuole lui. È vero, facci sentire quello che vuoi. Vai. Sentiti libero. Come la farfalla, guarda. Allora. Vicino in cielo sta compagna posta, che ci ha perduto sogni a fantasia. Ma penso sempre è tutta vita mia, che ci volesse dicere ma non ci saccio di. Ma voglio che bene, ma voglio bene assai. Dice che c'è il buio,
non mi scordo mai, è una passione più forte una catena, dammi il tormento dell'anima. Vai Ida, vai Ida, vai. E non mi fa Bella, bella, bella. Ritorniamo invece a Ciao maestro. Gente. Bravo Gianni. Bravo Gianni. Ritorniamo a Ciao Gente, ascoltiamo ancora un'altra bella canzone in coppia, Carmelo Zappulla, Ida Rendano, Ida ospite della trasmissione Ciao Gente, che deve ritornare perché Carmelo Zappulla la gente lo vuole vedere e non lo vuole solo ascoltare. Prego regia. E non ho saggesi, ma sto suonando, ma forse sta suonando veramente. Non sono e fisarmonica se sente. Ero bene, amaro son che passa cameraia, non te lo cielo, st'amore nostro non te ne rimane, amario cuore, perché non sa che la gatta fa. Si anda trovava a te o sa da fermare, Mario bene, Mario bene. Ma che bello, che regalo Carmelo stasera, grazie. Che E ti bello. devo dire, che bello. Ida, che Carmelo ci teneva tanto a sta cosa, perché noi in settimana Grazie. siamo stati l'ora al telefono a lui e ha detto: Mario, se dobbiamo fare questa cosa io voglio fare un bel Grazie. regalo a Ida, perché non Grazie. queste immagini. Grazie, ti voglio bene maestro. Grazie, grazie. È un Posso bellissimo dire- regalo. Grazie, Sei grazie. grande, sei grande. Grazie. Posso chiedere una cosa, Mario? Dai. Ida, ma è vero che eri tu la bambina che cantava terza elementare con Mauro Nardi? Sì, mamma mia. Eri piccino, devi 5 anni, tenevo 9 anni, 9 Vabbè. anni. Sì. Bene, bene o male abbiamo iniziato tutti a 9 anni. Ma tutto bravo. Sembra sempre essere lo stesso racconto di tutti. È vero. Ida, tuo papà come sta? Sta bene, ci sta guardando sicuramente. Se lo saluti lo fai felice. Come non lo saluto? Papà. Abbiamo avuto sempre una stima reciproca con tuo papà. Tu eri Sì. piccolina pure quando andavate a ti lavorare. ricordi? Ti E ricordi? papà ti guardava come non mi ricordo. Stavo sempre presso a papà, cura sua, e venivo a vedere voi grandi artisti che cantavate, come no? Vent'anni. Sempre, papà, come no? Grazie Bei di periodi. saluto. Bei periodi. Ah, no. Nel frattempo dicevo, Ida Rendano ha una bella bambina dai Maria riccioli Francesca. biondi. Aspetta, ti voglio far salutare perché sennò ci rimane male. Maria Francesca, vieni a mamma. Ma Maria Francesca, vieni Sì. qua, la facciamo ascoltare, ma vuole fare lo stesso lavoro della mamma? Perché poi andiamo a Marco Zappulla, quindi la domanda va prima a Ida. No, ma diciamo che Maria Francesca è piccolina. Carmelo me la insegna. Quando sono piccolini, quando cantavano, ballavano, fa tutto cosa. Vogliono Poi fare- quando si fanno più grandi, decideranno. Bella, Dici ciao. Ciao. bella. Ciao amore. Dici ciao, buonasera a tutti. Ciao, buonasera a tutti. Ciao amore. Ciao amore, ciao. Ciao. Maria Francesca è piccola, è una bambina che vive nel suo mondo, ovviamente vogliono ballare, vogliono cantare. Ah, Le piace certo. fare TikTok, Carmelo. Non so se tu Gli sai devi- questo programma. Io- TikTok è un Gli devi far programma. fare. Sì, lo conosco. Gli devi far fare quello che vogliono fare i bambini. Bravo, infatti. Lei farà quello che vuole. Saluta mamma e TikTok gli vai a fare di là, dici ciao. Ciao. Amore, Ciao. Ciao amore, ciao. Ciao. che è ancora piccola. È piccola. Carmela, a un certo punto noi abbiamo avuto il piacere che è comparsa una rivelazione, e cioè tuo figlio Marco. Io non lo posso ascoltare perché se chiudi, a parte la sua bravura,
Però ha dei momenti che io se chiudi gli occhi o ti giri con le spalle è Carmela Zappullo. Canta bene, avete cantato un brano in coppia favoloso. Come nasce questa passione di Marco per il canto? Marco già canta da un po' di tempo, si è esibito nelle cerimonie di famiglia, diciamo, e io l'ho ascoltato qualche volta e niente, e poi gli piace farlo, ha voglia di farlo, e un'altra cosa ancora che quando lui mi ha detto che voleva fare il disco, Marco, io ero contento. Ti dico una cosa, papà, il disco lo facciamo perché lo realizziamo, voglio dire, abbiamo anche lo studio, ci costa anche di meno, eccetera. Però mi devi promettere una cosa, papà, che tu non lo fai sul serio questa cosa. Perché? Perché non sei tu, considerando il tipo di attività, la nostra, diciamo, non siamo noi a decidere sia già cantà, un messa da suonare o Ida da cantare, è sempre il pubblico, ragazzi. È vero. Ida, ok? Quindi non dire, io conosco almeno tanti ragazzi, tantissimi che per una vita si illudono, Mario, e non è corretto. Non è corretto. Quindi se tu rientri in questo ordine di idee, facciamo questo disco, che poi è realizzato assieme a mio fratello Iano, con gli arrangiamenti che ha fatto, e sta cantando. E la cosa bella, Mario, la cosa bella è che il pubblico lo ha accettato, grazie a Dio, l'ha accettato. Devi considerare che lui è uscito nel mese di maggio dell'anno scorso e hanno fatto circa 100 impegni, però li hanno fatti in Puglia, a Roma, a Torino, in Calabria, in Puglia più volte, capito? E questa è un segnale importante, perché noi sappiamo che siamo della vecchia guardia come funzionano certe cose. Quindi la cosa bella è che il pubblico ti ha accettato, che poi gliel'ho scritto anche nella canzone Pane e Musica. Pane e Musica l'ho scritta io. Sì? Pane e Musica l'ho scritta io, Mario. Bella. Mario, Pane e Musica l'ho scritto io in quei 4-5 mesi che sono stato a letto, non mi potevo muovere. E sul letto vicino a me avevo il foglio e la penna e tutti i giorni mettevo a fare un pochettino di Pane e Musica, capito? E ti devo dire la verità, non pensavo che io la incidessi e la cantassi assieme a Marco, perché non potevo parlare, capito? Con la voce un pochettino che non rispondeva. Poi ho fatto allenamento, ho fatto la terapia della voce, eccetera, e abbiamo fatto Pane e Musica. Che dicevi, Mario, scusami? Quanti consigli al giorno gli dai? Tu che fai questo lavoro e sei un veterano No, ma non ce ne sono. Io consigli ne posso dare anche uno al mese, basta che sia giusto. Non ha un numero di consigli al giorno, capito? Non è come una terapia che sa da fare. Però quando c'è un qualcosa che non va, io intervengo come esperiente, come padre, come esperienza artistica, eccetera. E basta. Però i consigli che ci vogliono, Mario, non più di tanto, quelli giusti. È giusto. Però la cosa l'hai detto prima, quello di dire prendila come un gioco per il momento, perché il pubblico la decide. È brutto, Mario, guarda che è brutto quando un ragazzo o una ragazza si illudono una vita. Non parliamo che poi ci fanno vendere anche le case i genitori per fare il disco, il secondo disco, e chi lo sa mangia i soldi. Se non va una cosa che non funziona, lavateci mano, non lo fate. Capito? Questo è quello che dico io. Hai ragione. È così, penso che sia così. È così. Cosa è legge? Ragazzi, regalatemi questi 5 secondi perché la regia è pronta e sapete che c'è il mio sponsor Baby Boss Corso Secondigliano 284. 5 secondi, contate fino a 5, è velocissimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ecco qua, eccoci ritornati in diretta. Vogliamo goderci ancora un momento di questa bella trasmissione dove ciao gente, ancora un momento canoro di Carmelo e Ida? Dai. Ok, poi ti dico una cosa dopo. Ok. E una volta sotto che sto c'è Ramon perché muore l'amore e tu mi dici non è colpa mia e tu mi dici cerchiamo capire ma non so
quella riga già rimane, non ti può più guardare. Come spiega che sti mani, che sta faccia così bella, non può accarezzare. Che la conta a chi sto cuore, rico non la vuole bene, che sti non ci posso dire, che sicuro mi fai male, chi non mi sta a sentire. E una volta sorta a questo cielo, un romonero che non Mamma mia. Carmelo, Bello, ma quanto è bella sta bello. canzone, dite la verità. Quello appunto, bellissima, bella, Questa è quella di Sergio Bruni. quella di Sergio Bruni, sì, Ok, quello conto. perfetto, Sì. perfetto. Io già l'ho adocchiata da un po' di tempo questa qua, poi l'ha fatta anche D'Angelo questa Sì. qua. Ok, secondo me ragazzi, poi non lo so, questa è più bella di Carmela. Secondo Sì, me. a me piace di più, devo dire la verità. Carmela l'abbiamo sentita a 6 milioni e 800 Quella Sì. che ho conosciuto. ok? È vero. Però questa è lo stesso autore naturalmente. Sì. Questa è molto più bella di io la preferisco a Carmela e mi piace Carmela, attenzione. Carmela mi piace tanto, mi è sempre piaciuta, però questa è troppo bella. Io ho fatto anche un provino, l'ho registrata questa qua. E quando la sentiamo? Quando la Ce l'ho sentiamo? conservata, no, non l'ho pubblicato mai, me la sono fatta per me, è molto bella, bella. Mara, senti un po', ma la prossima settimana c'è Marco con voi qua in questo Con me programma? c'è Marco, sì, tuo figlio, ci siamo sentiti oggi. Wow, che bello. Me l'ha accennato prima, infatti, oggi. Sarà ospite con me, però stiamo aspettando la prossima settimana perché io voglio fare una puntata dedicata ai giovani e diciamo che al momento due giovani di punta, tra la quale uno è tuo figlio che l'ho invitato, ho invitato due Marco Zappulla e Marco Calone, che sono amici, si vogliono bene e quindi farò una trasmissione dedicata ai Marco. Salutiamo la mamma Cinzia, ovviamente, Cinzia Oscar, un bacio a Oh Cinzia. no, Cinzia, Cinzia, abbiamo fatto anche teatro insieme con Cinzia. Tu con Cinzia hai fatto ho fatto Maria De Simone. Maria De Simone. E c'era una scena, allora io quella volta in teatro ero Maniusi quando mi fa sti così. Una volta portai il crollo della miniera con Pronto Lucia e vinsi anche il Lambrogino d'Oro a Milano come migliore spettacolo meridionale portato al nord con Pronto Lucia. Poi invece con Cinzia era il lavoro Maria De Simone e ho portato in scena La pioggia, ma la pioggia di acqua però, non effetto di luci. Veramente? No, non effetto di luce, era tutta acqua. Acqua vera. Acqua vera, abbiamo dovuto montare un doppio palco, i pompieri si dovevano chiamare, comunque tutta una cosa, però la scena era bellissima. E io tutte le sere facevo questa scena con una musica sottofondo e salivo una grondaia, andavo nel balconcino dove ci stava lei, la mia fidanzata, che il papà non la faceva uscire. Io saltavo il balconcino ed entravo. E poi si capiva che stavamo insieme, eccetera. E, io e quindi io camminavo, facevo sta passeggiata sotto l'acqua tutte le sere negli spettacoli, e ad anni tengo proprio la cervicale. Non ne parliamo. Non si è lavato più. Mamma mia. Carmelo, non è che nel tuo pensiero c'è, chi lo sa, domani il ritorno di fare uno spettacolo teatrale o sceneggiata teatrale più che altro? Sì, infatti lo spettacolo che io adesso stavo portando, e lo faremo quando vuole Dio, ci avviciniamo leggermente ad un musical, non è un musical proprio, però manca la sceneggiata, ma mancano concerti. C'è una serie di cose che non voglio dire, che non sto là, ora vi faccio ascoltare questo, ora vi faccio ascoltare l'altro, è articolato con delle situazioni carine. Con uno storyboard. E il teatro è la mia vita, io lo adoro il teatro e sicuramente lo rifarò.
quando sarà il momento lo rifarò. E quindi possiamo dire allora che il leone ruggirà ancora teatralmente? Non lo so se il leone ruggirà, gli faccio la sceneggiata, lo faccio. Io lo faccio, se poi ruggisce o abbaia non lo sai. Mentre Ida era un periodo che la leonessa invece stava ruggendo lei, perché stava andando molto bene. Benissimo, benissimo. Vabbè, comunque deve passare, un periodo che passerà sicuramente, dobbiamo solo avere pazienza, come diceva Carmelo. Perché Ida un bello spettacolo in teatro non fosse bello. Ma che scherzi, una bella che compagnia. Scherzi. Io stavo in teatro con una commedia brillante, un ruolo per la prima volta divertente, veramente mi divertivo tantissimo, una compagnia meravigliosa, perché io poi amo stare bene con tutti, io riesco a dare il 100% come persona e come artista quando sto bene con tutte le persone, quando si crea un ambito familiare, e si era creato ed è una cosa bellissima. Non vedo l'ora di riprendere questo spettacolo perché veramente mi sono divertita tanto. Io lo amo, lo adoro il teatro. Il teatro è l'habitat naturale per tutti noi. Per tanti anni ho avuto Lino Crispo, Bianca Sollazzo. Mamma mia. Ma di che stiamo parlando? Cioè Carmelo, stasera proprio ne lanci una dietro l'altra praticamente. C'era una scena che io con Crispo, va bene, eravamo a New York. Io abitavo a New York e lui veniva da Napoli perché gli avevano detto: senti, se te ne vai a New York trovi i dollari a terra, e sono tutti i dollari a terra, e ci fa scema, si fa così, vieni a Napoli, va bene, per fare dicere che sei scema. Ma che è scema? Ma che è scema? Prendevo i capelli e ce li alzavo, come ci li alzavano ci rimanevano così allerta. La Sollazzo pure era grandissima, io l'ho vista in teatro negli ultimi tempi, ma una donna meravigliosa, una grandissima artista, devo dire la verità, veramente. Gino Coreale, storia. Gino Coreale. Come no. Quanti ce ne stanno? Nando Nero, Vittorio La Rosa. Forse stiamo facendo tutti i nomi che, ecco, chiede la vecchia guardia li può ricordare, i giovani di oggi saranno dicendo: ma chi sono questi personaggi? In tutte le compagnie come ci stava Lello Iandoli, ricordi? Zionello, mamma mia, Zionello. Nando Simon. Lasciamo vedere. Senti, Carmelo, visto che tu stai ricordando tutti questi momenti belli e particolari della tua carriera, secondo un tuo pensiero, come è cambiato il lavoro di ieri con quello di oggi? No comment. La faccio anche a Ida questa domanda. No comment. Era scontata la risposta. Invece voglio chiedere a Carmelo: duetteresti con un tuo collega facendo un brano in coppia? Non ho capito. Duetteresti con un tuo collega? Faresti un brano in coppia con un tuo collega? Allora, dipende innanzitutto chi è il collega. Ok. Poi desidero sapere che mi ha cantato, che mi dice di questa canzone. Va bene? E poi ci penserei. Però ti piacerebbe? Ma tutto possibile, ma dipende come, quando e con chi farlo, Mario. Non è che mi piacerebbe o meno, non è un fatto se mi piace o no. Allora io chiamo Maestro Nani, facciamo un duetto insieme. Dipende da un paio di cosucce. Con chi farlo, di cosa dobbiamo parlare, perché se ci mettere là con dai bazzelletti in una canzone non ne facciamo. Ci fate 500 canzoni, ho parlato di tutto, io voglio dire. Però se si presenta una cosa bella, un testo bello, una canzone bella, attuale, fatta bene e con la persona giusta, attenzione, perché no? Tutto è possibile, Mario. E Ida invece? La stessa cosa, come ti dissi l'altra volta. Dipende dalla cifra dell'artista, dall'argomento, dalla canzone. Sono d'accordo con Carmelo. Sempre questa domanda fai, Mario. Ogni puntata fai. Ma io la faccio tutte e due. Però comunque siamo sullo stesso pensiero, Carmelo, perché io gli dissi la stessa cosa. Bisogna avere un collega della tua stessa cifra, diciamoci la verità. Questa è la verità. E poi il testo deve essere interessante, la melodia. Non si possono cantare canzoni, perché soprattutto quando sono artisti che vengono da grandi successi propri, bisogna creare non il successo ma proprio il successone. Allora tanto vale la pena. È una serie di cose. Di componenti, sì.
Allora stasera invece la coppiata la faccio io. Noi faremo un bel classico e stasera non a caso la canterà il maestro Gianni Nani e Ida Rendano. Uno parte, finisce, vedete quello che volete fare. E io e Carmelo ascoltiamo. È salito Marco, mio figlio, in questo momento di là. Marco, dove sei? Marco! Ti stanno chiamando, Marco. Allora, che volete cantare? Mettetevi d'accordo tutte e due, io e Carmelo vi ascoltiamo. Scegliamo una tonalità buona, giusta per entrambi. Scusa che ti interrompo, facciamo un'altra cosa. Carmelo sceglie il brano e Ida e Gianni cantano. Mi metti in imbarazzo perché non lo so, non lo so. Segretamente. Sì, va bene. Bella segretamente. Allora, a Ida piace tanto segretamente. Io l'ho incisa pure segretamente. Che bella, pure io. Bella. Mi aspetto lontana, senza aspettare nessuno, mai come la guardate, un semplice saluto, mi danno ancora vita. Se passi tu segretamente ti tengo in tuo cuore e mai tu posso dire tutti i momenti ne caccio sto pensiero ma non ti fa capire. Ma pure un suono perdutamente sto cuore chiama a te segretamente voglio tanto bene e tu così per me. Ora mia. Ciao Marco. Sono Luca. Luca. Dedicata a Annalisa che è pazza di Zappulla. Allora Ida, tu sei grande. Ida. Mio padre è mio padre, quindi potrei essere di parte, ma voglio fare un complimento a Gianni Nani perché quando canta mi fai mamma mia. Luca, non a caso abbiamo fatto stasera un trio, ha iniziato Gianni Nani, è intervenuta Ida Rendano e ha chiuso Carmelo Zappulla, ma posso pure un carriera mia. Grazie, io non ho avuto mai il piacere di ascoltarti, credimi. Questa è la prima volta che ti conosco, perché ti conosco, sei molto noto, ti conosco, però non ho avuto mai modo di sentirti cantare. Canti molto bene, complimenti adesso. Grazie. Bravo Gianni. Un bacio. Ciao Luca, un bacio. Ciao Luca. Grazie, perché Luca comunque è stato il nostro gancio, quello che ha preparato i telefonini, sai, tutte le dirette. E quindi Mario, l'altro ieri ho fatto una telefonata su Skype con una televisione americana. Sì, ma si sentiva, cioè si vedeva e si sentiva benissimo. E ci stava c'era il presentatore Jack, si chiama Jack Di Giorgio, e ci sta ascoltando, ci sta seguendo da vicino New York, una città vicino New York. Ci siamo sentiti ciao oggi. Io e Jack, che siamo amici da tanti anni, e quando l'ho visto, ho visto lui che aveva un cappello bianco, un bel cappello bianco. Ciao Carmelo, ciao, ed eravamo già in diretta su Skype, in più in questa televisione americana che passano i film e compagnia bella. Come l'ho visto mi è venuta in mente una cosa, perché io sono spontaneo quando devo dire le cose. Ho detto, Jack, scusami, prima di iniziare a farmi le domande, e poi mi chiederai quello che vuoi, te ne devo fare una io a te domanda. Mi fate, dimmi Carmelo, ma la mia cosa per fare questa intervista ti hai fatto lo stavo cappello d'Albano. Ciao, quello che sta ragione. Cappello d'Albano, dalle qua. Ciao Jack, non me ne volere, sono tutti amici miei, ti stavo ascoltando.
Lady Night. Ma comunque Jack, poi non mi hai dato la risposta, devi salire, però mi hai lasciato col dubbio per sto cappiello. Tu sei Vabbè, ma può fare anche un commento e scrive in questo momento il cappello dove l'ha preso. O chi gliel'ha prestato. Ieri ce l'ha prestato Albano, sentimi a me. Albano. Allora, contiamo fino al 5, è il momento del nostro Baby Boss corso secondigliano 284 da 0 ai 16 anni. Potete anche acquistare online. Andate sulla pagina di Instagram Baby Boss corso secondigliano. Prego, regia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eccoci qua, ritornati di nuovo in diretta e gustiamoci ancora un bel momento di Ciao Gente, ancora un momento musicale con Carmelo Zappulla e con Ida Rendano. Prego. Arriva, non vi preoccupate. Ok, mi dicono che al momento non è pronto, ok, va bene, allora ci rifaremo subito. Andiamo avanti perché siamo quasi al termine della trasmissione, mannaggia, le cose belle volano. Perché succede questo io non lo so. Carmelo, allora, appena finirà questa quarantena, che bene sia è il 4 maggio, abbiamo detto tutto ciò che dovevamo dire, anche artisticamente, che comunque quest'anno finirà così, tranquillamente, e con la massima pace dei sensi, più che altro, perché il nostro lavoro è frenetico, quindi stando noi proprio in quarantena, è la pace dei sensi. Sei d'accordo su questo? La pace proprio. E qua ti presento una persona, vai, eccolo qua. Eccola qua. Ciao. Buonasera a tutti, come state? Ciao. Bene. Bene, preparati perché la settimana prossima tocca a te, eh? Lo so Mario, lo so. Infatti Marco, ti vuoi fare una domanda a volo una volta che stai qua? Quanto ti pesa essere il figlio di Carmelo Zappulla e fare il cantante? Non è che mi pesa. No, quando mi pesa almeno puttannazzo, vedi quando è, che mangia assai. più che altro è una bella responsabilità, perché non posso sbagliare, capito? Avendo un padre, non perché è mio padre, parliamo di Carmelo Zappulla artista, avendo un nome del genere, comunque ha fatto sempre determinate cose di un certo livello, io non posso permettermi di sbagliare, capito? Al di là del cognome, ma pure che poi papà mi segue passo passo, quindi la prima cazziata, permettetemi il termine, lo facesse papà, quindi evito di sbagliare e cerco sempre di fare tutto ciò che faccio col massimo della professionalità. Se va bene, male che vada, mi sono divertito e l'ho fatto con il massimo impegno e la professionalità. Bravo. Vi saluto. È piaciuto, è arrivato proprio al momento giusto, perché a te lo posso chiedere, però devi essere sincero, mi devi dire un pregio e un difetto di papà, perché con difetto te ne avrà papà. Sì, allora, diciamo che voglio dire un'unica cosa, è troppo preciso, quindi automaticamente può essere un difetto, ok? Perché può risultare pesante, tra virgolette, però d'altra parte, riflettendoci bene, è un pregio, perché nel caso io non dovessi seguire un consiglio di mio padre, alla fine si arriva a ciò che diceva lui. Non fare questo perché succede determinata cosa. Se io non lo faccio, davvero succede determinata cosa. Quindi questo suo pregio difetto, cioè questo suo difetto lo facciamo passare come pregio, vai. Bravo Carmelo! Io vi saluto e ci vediamo settimana prossima. Ciao. Un bacio forte a tutti quanti. Ciao, buonasera. T'ha buttato buono, papà, vai. Grazie. Carmelo, a pensare che a Luca, a Marco, io li conosco, posso dire in fasce, veramente li conosco in fasce. Ma Marco ha un fratello gemello, Carmelo? Marco e Luca sono gemelli. Infatti mi ricordavo, sì. Mamma mia. Marco, ragazzi, vi devo dire una cosa.
a prescindere da Marco che l'avete ascoltato e lo ascoltano, eccetera, c'è mio figlio Massimo, che giorno dopo giorno mi sorprende. Perché lui fa tutto un altro genere. A parte che quando fa una canzone non mi dice niente a me, quello che sta facendo, io lo so quando ce l'hanno i fratelli e me lo fanno sentire. Lui fa un genere che si chiama trap, come si chiama? Il trap. Però Mario, ti devo far ascoltare quello che fa Massimo. Ora, non è un mondo mio, io non lo conosco questo mondo, non lo conosco proprio. Ho avuto modo di conoscere Trap, come si chiama quel cantante che venne gittato da noi? Luque. Luque. Ultimamente è venuto in sala giù da me alla Copatria e io l'ho conosciuto, io lo guardavo, figurati quando capisci che queste cose, ho detto guarda, io ti ho visto a te in qualche posto, non ti conosco, e poi l'ho visto la sera che uscì in televisione. Però voglio dire, io ti voglio fare ascoltare delle canzoni, pure a te te la manderò, ti manderò questi provini che fa Massimo, figlio Massimo, tutto un altro mondo, ragazzi, dal nostro sta proprio a nata parte proprio, Però bisogna ascoltare tutto, Carmelo. È un genere che io conosco perché conosco Luque, io lo seguo anche su Instagram perché a me piace come personaggio. Lui si chiama Ballatista, il nome che ha messo mio figlio Massimo. Ce l'ha pubblicato. Cosa che vuol dire Ballatista? Che significa Ballatista? Cantastorie vuol dire. Vedi, è un omaggio a papà. Non lo sapeva io. Che bello, bravo. Torniamo alla perché siamo veramente addirittura di arrivo. Ida, deliziaci ancora con la tua bella voce, ancora un successo. Non può capire sto coro come accusa, tutte volte che tu viesti e mi dici che tu sei diversa, troppo nobile per sta scugnizza, che ti piace sulla rindolietta, perché quando ti carezza tu ti scordi che siamo a rugliare e fiammore con secondigliano. Brava. Grazie. Carmelo. Non ho capito che vuol dire, che è secondigliano, quando sta in dolietto, che vuol dire questa cosa? Questa è una canzone che parla delle differenze sociali tra le due città di Napoli, la Napoli Alta e quella del Popolo. Parla di questo ragazzo che abita nei quartieri alti e si innamora di questa ragazza, diciamo, dei quartieri più popolari. E lei gli dice: quando stiamo nel letto ti scordi che si marucchiare, là veramente capisci che fai amore con me muovo bene. Quindi non ci sono differenze sociali quando c'è l'amore. Ma quando stanno a letto non ce n'è maregare, manca pusino. Bravissimo, ecco. Ecco. Vabbè. Allora, tutte le strade vanno bene. Allora, Carmelo. Io voglio, se tu puoi, non vedo più il maestro Nani, che sta facendo? Io lo vedo. No, non lo vedevo io. Eccolo. Carmelo. Io vedo piano per l'inguadare. Se il maestro Nani mi fai tu una richiesta specifica che mi accenna un brano, se è possibile io mi azzardo, se la puoi chiudere tu, se vuoi, qualsiasi cosa che vuoi tu. Il maestro la accenna e tu la chiudi. Non lo so, maestro, credo che sai. Però ho notato che quando cantiamo con questi il pianoforte non si sente più. Allora il pianoforte deve cantare lui, poi si deve fermare e tu canti a cappella naturalmente, perché altrimenti distorce la differita di Skype. Ok, allora noi facciamo iniziare il maestro, sa canta tutta la canzoncina lui col pianoforte e poi vediamo, ci faccio il finale io. Benissimo, pianoforte, va bene? Che volete fare? Maestro, che pensate fa? Io t'amerò finché il destino non mi toglierà il respiro. Seguirò ogni tuo passo, ti starò sempre vicino. Ci sarò come la tua coperta, come il tuo cuscino. Ti lascerò soltanto quando Dio mi porterà lontano.
vicino a te, 100 anni non so niente, volevo solo te, cucciolo mio. Io non vedevo mai un acceso, mancava tu. Io t'amerò con la dolcezza del sorriso di un bambino. Ti porterò dentro di me, così vedrai quanto ti amo. Allora, Carmelo, devi sapere, Grande! ma non lo dico per sviolire. Questo è il brano che ama Lidia, ti sta baciando. guarda. Devi sapere che io questa canzone, credetemi, e ve lo dico sinceramente, io non la posso ascoltare. Mi porta un'emozione, ma una cosa incredibile. È la sua voce, la sua interpretazione, la sua anima. L'hai ascoltata questa in spagnolo, Mario? No. L'ho fatta io in spagnolo qualche anno fa. Ma se non la trovo su YouTube, non la trovo? Non la trovi. No, sa da fa. No, me la devi mandare. Domani voglio questa canzone in spagnolo. Te la mando, però non la devi pubblicare. No, figurati, non mi permetterei mai, lo sai. Allora, amici miei, mannaggia, purtroppo siamo giunti al termine, però prima di terminare dobbiamo chiudere sempre con il ringraziamento a Baby Boss. Datemi sempre quei 5 secondi, ritorniamo e salutiamo. Prego, regia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Carmelo, vedo che ti piace questo stacchetto perché ti vedo anche come Ida. Allora, andiamo per i saluti. Ida, io non ti dico niente, ti ringrazio di vero cuore, sai quanto ti voglio bene e ti stimo, e grazie per aver accettato il mio invito. Grazie a te per la bellissima serata e soprattutto, a parte Gianni che voglio un mondo di bene ed mi ha fatto piacere vederlo stasera, ma soprattutto stare stasera qui e dividere questa trasmissione insieme al grande Carmelo. Sono stata felice di rivederlo virtualmente, ma Carmelo l'età già ne ha vicini, ci abbiamo abbracciato e vogliamo stare un po' insieme con te. Mi ha fatto piacere tantissimo rivedere quella trasmissione e ti ripeto pubblicamente, mi hai regalato veramente una settimana di grande lezione di vita e di artista. Grazie. Carmelo, grazie. Carmelo, sai che dirti? Lo sai quanto ti voglio bene e quanto ti stimo, e ti ringrazio stasera per essere stato con me con i fratelli Marigliano di TV Campania. Mio figlio mi dice parla bene di te, Mario, perché è di parte e siamo compagni di parte. Sto scherzando, scherzo. Grazie Mario per avermi invitato, grazie al maestro per averci fatto compagnia. Un onore per me, Carmelo. Grazie a te Ida, mi ha fatto molto piacere averti rivista. Vediamo se questo coronavirus ci fa venire belle idee in testa. Sicuramente, dai. Grazie a tutti i signori che ci hanno seguito, grazie ai proprietari di questa bellissima emittente. Marigliano, i fratelli Marigliano. Io conoscevo Pasquale Marigliano, che abbiamo fatto delle canzoni insieme pure, bravo autore Pasquale, va un mio pensiero a Pasquale. Un bacio a tutti quanti, da qualsiasi posto ci state vedendo, da qualsiasi posto. Mario, un bacio pure a te. Grazie. Un bacio alla tua famiglia e niente, che Dio ce la mandi buona, e quando prima prendiamo i nostri ruoli. Io che ci vengo a cantare, tu che fai il presentatore, io che a cantare, vi voglio bene a tutti quanti. Maestro Gianninani, buonanotte, i tuoi saluti. Allora, è stato un onore, è stato un piacere, e voglio dire una cosa importante: anch'io sono del sud e non mi sento inferiore a nessuno. Assolutamente. Ciao. Maestro, questo non lo dobbiamo dire, sai perché non lo dobbiamo dire? Lo sai perché lo dobbiamo dire? Perché al nord lo sanno questo. Bravo. Buonanotte a tutti. Ciao, buonanotte a tutti. Ciao. Grazie. Ciao Mario, ciao Gianni. Ciao, buonanotte. Ciao a tutti.